Anche in Veneto è massima allerta per il coronavirus che in Cina conta già 26 vittime. Sta bene, la studentessa veneziana bloccata in quarantena nell'epicentro dell'epidemia. È stato preso ma subito rilasciato l'uomo fantasma che negli ultimi giorni ha seminato il panico tra le calli veneziane e il trentenne kosovaro armato di coltello terrorizzava i passanti. Da oggi ufficialmente libero dopo 36 anni di carcere, Giampaolo Manca, l'ex doge della Mara del Brenta, si dice un uomo rinato e chiede scusa alle vittime. Ad aprile le riprese del film sulla sua storia. Bomba Day di domenica 2 febbraio dalle 6 del mattino, punto di raccolta per i 3.500 evacuati al Palasport Tagliaccio di Mestre, è quanto deciso stamani in prefettura. Taglio del nastro oggi all'ospedale di Milano per le nuove opere costate oltre 3 milioni di euro, inaugurata la nuova sala di emodinamica dotata di angiografo salvavita. Sopralluogo a Pellestrina per la verifica dei danni subiti dopo l'acqua alta del 12 novembre, presenti anche 2 tecnici della Protezione Civile Nazionale arrivati da Roma. La cultura e le bellezze del Veneto a portata di click grazie al nuovo portale della regione culturaveneto.it, in rete le risorse, i dati e i servizi in ambito culturale di tutto il territorio. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano il coronavirus, perché è allerta anche in Veneto, in Cina già diverse le vittime. Nel frattempo interviene anche l'ambasciata italiana a Pechino che rassicura sulle condizioni di salute della studentessa veneziana in quarantena perché si trova proprio nell'epicentro asiatico dove si è sviluppata l'epidemia. È massima allerta anche in Veneto per il coronavirus, epidemia che dalla Cina, da dove si è diffusa, ha già causato 26 morti con 860 casi accertati e più di 1000 quelli sospetti. Noi siamo assolutamente col sistema allertato, questo è poco ma sicuro, come accade sempre in occasione di epidemie, di pandemie o di zoonosi che possono colpire il nostro paese. E nel frattempo l'ambasciata d'Italia a Pechino è in costante contatto con tutti i connazionali presenti a Wuhan, inclusa l'unica veneta tra le persone che le autorità cinesi stanno tenendo in quarantena appunto nella stessa città, epicentro della diffusione del coronavirus. La studentessa veneziana Petra Vidali, 24 anni, che nuovamente interpellata, conferma di stare bene. Anche in Veneto già attivata, secondo disposizioni ministeriali, la task force con il protocollo da seguire di fronte a casi sospetti che vanno segnalati immediatamente entro le 24 ore dalla rilevazione. Noi abbiamo già un team al lavoro, c'è da dire che la partita del virus è una partita ancora molto, molto da scandagliare e anche per certi aspetti anche ignota, visto e considerato che ancora non si conosce l'eziologia, non si capisce da dove è partito questo virus, o meglio qualcuno lo può immaginare. È stato preso ma subito rilasciato l'uomo fantasma che negli ultimi giorni ha seminato il panico tra le calli veneziane. Con continue pattuglie sia in borghese che in divisa che operano nel territorio e quindi dalla descrizione, dalle foto che erano state messe in giro, insomma non ci è voluto molto, con un po' di attività investigative e di osservazione a individuare il responsabile. Si aggirava fra le calli di Venezia con un coltello, terrorizzando i passanti, e dopo un'intensa attività investigativa i poliziotti del commissariato San Marco e delle Volanti Lagunari hanno individuato il trentenne kosovaro soprannominato il Fantasma. In zona Calle Contarini, Sestiere Dorso Duro. Alla vista degli agenti lui ha chinato il capo e accelerato il passo, tentando di dileguarsi, ma è stato bloccato. Bastano un po' di dati, un po' di capacità investigativa, anche un po' di vecchi metodi, nel senso intendo di poliziotti che sanno osservare il territorio, che sanno memorizzare le persone, insomma un'investigazione un po' più tradizionale che in questi casi porta i suoi frutti. È stato denunciato perché naturalmente era in possesso di un coltello. Tra l'altro abbiamo ritrovato anche sostanza stupefacente, è stato denunciato, adesso è rimesso in libertà, però stiamo facendo ulteriori accertamenti per vedere la sua posizione, per vedere di attuare alcune iniziative di natura amministrativa, trattandosi di persona soggetta comunque a autorizzazioni per risiedere nel territorio nazionale. Sappiamo chi è e quindi è monitorato. Il questore vuole lanciare un messaggio alla cittadinanza. Ancora una volta trasmettiamo un messaggio tranquillizzante, tenendo presente che comunque il contesto della laguna è un contesto molto controllabile. Questo lo dico proprio come messaggio ai cittadini, che è una realtà per il suo territorio e per la sua conformazione che si presta molto a un reale
controllo da parte delle forze dell'ordine. Torniamo per un attimo a parlare in qualche modo di coronavirus, perché l'epidemia sembra non spaventare la società degli aeroporti SAVE, che sta lavorando per l'attivazione di un collegamento diretto tra il Marco Polo di Venezia e la Cina. Attualmente infatti non ci sono voli diretti tra la Laguna e la Repubblica Popolare Cinese. L'intesa per l'attivazione della nuova tratta rientra negli accordi bilaterali Italia-Cina. Sempre oggi la società degli aeroporti ha comunicato i dati 2019. Venezia si conferma terzo aeroporto d'Italia con oltre 11 milioni e mezzo di passeggeri, un più 3,4% rispetto al 2018. Cresce anche Verona con un più 5,2%, maglia nera Treviso in flessione dell'1,6%. Si è tenuto questa mattina in Prefettura a Venezia il tavolo di coordinamento con all'ordine del giorno il dispositivo di protezione in vista del Bomba Day di domenica 2 febbraio, dopo il ritrovamento di un ordigno d'aereo della Seconda Guerra Mondiale di 500 libbre in via Ferrari San Marghera. In attesa dell'emanazione prevista per i primi giorni della settimana prossima di un'apposita ordinanza, sono stati definiti gli orari delle principali operazioni che riguardano la popolazione residente, compresa nel raggio di 1816 metri dal luogo di ritrovamento dell'ordigno, nella giornata di domenica 2 febbraio. Sgombero dalle 6 e dentro le 7:30. Punto di raccolta sarà il Palasport Tagliercio. Blocco della viabilità ferroviaria, terrestre e acquea, sia pubblica che privata, dalle 7:30 fino al termine delle operazioni. E ancora divieto di sorvolo sarà emanato con apposito notam. Presentato anche l'elenco delle vie e dei relativi civici con una previsione di coinvolgimento di circa 3.500 persone. Speciali misure saranno prese per le persone allettate con ridotta mobilità o che necessitano di particolari ausili. D'intesa con le autorità mediche, le operazioni di evacuazione riguarderanno anche 6 strutture alberghiere e un campeggio. Giampaolo Manca, 66 anni, oltre metà di questi trascorsi in carcere, conosciuto come il Doge, ex uomo di punta della Mara del Brenta, da oggi è tornato definitivamente in libertà. Ai nostri microfoni racconta l'emozione di queste ore, ma anche il dolore per quanto accaduto in passato. Quella terribile vita di un tempo, ad oggi sono passati circa 49 anni e dico oggi sono un uomo libero, certamente per le mie gravissime colpe è giusto che abbia pagato, però non ne nascondo la mia emozione. Gli occhi lucidi, l'emozione di chi ha la consapevolezza di iniziare una nuova vita. La mia terza vita, sottolinea Giampaolo Manca. Lui, ex doge della Mara del Brenta, ha definitivamente terminato di scontare la sua pena. Quasi 36 anni di carcere, gli ultimi 2 di affidamento in prove e servizi sociali, quando, spiega, ho toccato con mano la realtà del vivere con il bene. Mi sono ammalato, lei dirà di cosa? Del bene che ricevo anche dagli altri. Per me è importantissimo, perché non è facile ad accettare uno con una storia come la mia. Una nuova vita che deve fare i conti con un passato che pesa. Guardi, io ho molti rimorsi, tantissimi. Molti mi dicono ti devi perdonare, non è facile. Non è facile perché so che ci sono state delle terribili cose nella mia vita e quindi penso spesso anche ai familiari di chi non c'è più. Non bisogna mai dimenticare, mai. E dobbiamo chinare la testa davanti alle nostre vittime. Il male passato lascia ora il posto al bene presente che Giampaolo Manca ha deciso di dedicare agli altri, ad un progetto benefico rivolto ai bambini in difficoltà. Il suo primo libro, All'inferno e ritorno, nasce proprio con questo obiettivo, come il secondo romanzo in uscita a marzo, Le mie carceri speciali, in cui racconta gli anni in prigione, in isolamento, che spiega mi è servito a capirmi. Di spiegare al mondo che non si nasce criminali. Lo si diventa. Ad aiutarlo nei duri anni del carcere la profonda fede in Dio e la vicinanza della famiglia, della moglie e del figlio Armando. E credo che loro abbiano pagato ingiustamente le mie colpe, perché io so quello che loro hanno passato. E adesso anche un film sulla sua vita, sempre per sostenere il progetto benefico, e le cui riprese inizieranno tra aprile e maggio. Ben Affleck dovrebbe interpretare Manca, la sua guardia del corpo avrà il volto del figlio Armando, lo stesso Giampaolo apparirà nella pellicola e poi altre star di Hollywood. Abbiamo un accordo con, possiamo dirlo ufficialmente, con Robert De Niro, che sarà il coproduttore per l'America del film. Da domani Giampaolo Manca si dedicherà a questo, a promuovere il suo secondo libro in giro per il mondo e poi a continuare a raccontarsi nelle scuole. Dico ai ragazzi, vi prego,
non imitateci, siamo stati il male assoluto, e quindi gli faccio capire che i valori della vita sono ben altri, non l'apparire, le macchine belle, eccetera, eccetera. Ma stasera è il momento di godersi il primo giorno da uomo libero. Sono 30 anni che non mangio una pizza alle 8:30. Una cosa stupida, banale, ma quando non ce l'hai capisci il valore. E quindi andrò a mangiare una pizza con la mia famiglia alle 8:30 di sera. Uno studente di 15 anni è stato denunciato dai carabinieri perché è ritenuto responsabile di una serie di minacce ed estorsioni di denaro ripetute nel tempo ai danni di ragazzi che frequentano il suo stesso istituto professionale a Milano. Le indagini sono partite a seguito di una denuncia. Il ragazzo era già noto alle forze dell'ordine. Le estorsioni all'inizio di pochi euro, poi di alcune decine, erano condite da minacce e intimidazioni che il quindicenne rivolgeva ai compagni di scuola. Accertati i fatti, i carabinieri di Spinea hanno individuato il responsabile denunciandolo. Sanità, oggi inaugurate per oltre 3 milioni di euro le opere all'ospedale di Milano. Eccola, bene. Taglio del nastro per i completati interventi per oltre 3 milioni di euro compiuti all'ospedale di Milano della ULSS 3 Serenissima. Le opere realizzate, la nuova sala di emodinamica della cardiologia, il pronto soccorso ampliato e ristrutturato e le ultimissime apparecchiature, il caso di dire, salvavita, con l'arrivo dell'angiografo di ultima generazione. Sì, abbiamo presentato anche gli altri 3 interventi molto importanti perché sono sempre rivolti alla attenzione a dare il servizio migliore alla comunità, l'ampliamento del pronto soccorso, un intervento da 1.200.000 euro tra arredi e strutture che si è sviluppato attraverso una nuova sala di attesa, una sala di attesa per i bambini, ambulatori per i codici bianchi, il nuovo punto di accoglienza, la nuova sala per i barellati. Ed ecco il nuovo angiografo, funziona anche senza alimentazione elettrica, dai molteplici usi che tra le altre cose permette anche di effettuare gli esami con una ridotta emissione di radiazioni potenzialmente dannose, a maggior tutela sia degli operatori sia dei pazienti che si sottopongono agli esami. Abbiamo voluto presentare al Presidente quello che è stato un anno di lavoro, il 2019, in ambito appunto strutturale, tecnologico e organizzativo, quindi la presenza del nuovo angiografo, quindi della nuova sala di emodinamica, quindi diamo, come dire, continuità, miglioriamo ancora di più quella che è l'attività della cardiologia milanese che, come sanno tutti, è una delle cardiologie più importanti del Veneto, quindi grande soddisfazione da questo punto di vista. 1 milione di euro tra il costo dell'apparecchiatura e la sistemazione della sala di emodinamica. Come avete sentito, il reparto di cardiologia di Milano è tra i punti di eccellenza del servizio sanitario in Veneto ed è il primario Salvatore Saccà a spiegare il funzionamento del nuovo angiografo salvavita. E il primario di cardiologia di Milano, il dottor Salvatore Saccà, sidernese di origine ma milanese di adozione, a spiegare come funziona il nuovo angiografo che, grazie alla sua attività di diagnostica a 360 gradi, permette pure di intervenire sia sul cuore che sui vasi sanguigni. Il sistema è dotato di vari programmi di software che consentono la riduzione dell'utilizzo di mezzo di contrasto, che è noto ovviamente essere tossico per i reni e può essere una causa di insufficienza renale. Questo è permesso dal connubio di varie tecnologie, dalla fusione delle immagini TAC con le immagini angiografiche, dalla fusione delle immagini ecografiche con le immagini angiografiche, e tutto questo insieme ci permette appunto di lavorare con maggiore sicurezza. In cardiologia oltre 2.500 procedure l'anno per l'emodinamica e 400 all'anno di elettrofisiologia, numeri dietro ad ognuno dei quali si cela la storia di tante persone, gente del territorio ma che arriva anche da fuori, considerato che il reparto di cardiologia di Milano è tra i punti di eccellenza dell'intera regione. Numeri abbastanza importanti. E ovviamente dietro a questi numeri c'è un'organizzazione importante, un'organizzazione che va a 360 gradi che coinvolge a partire dall'OS, dagli infermieri, dai medici e tutta l'organizzazione che praticamente deve funzionare e andare liscia.
Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, andiamo a Pellestrina dove oggi c'è stato un sopralluogo per verificare i danni provocati dall'acqua alta del 12 novembre, presenti anche 2 tecnici della Protezione Civile Nazionale. A Setacciato, Pellestrina e San Pietro in Volta, in lungo e in largo, la struttura commissariale è al lavoro per il ripristino dei danni dopo la quarta eccezionale del 12 novembre. Oltre a Cerone e all'ingegnere capo dei lavori pubblici di Cafarsetti Simone Agrondi erano presenti anche 2 funzionari del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, arrivati appositamente da Roma per il sopralluogo. Hanno potuto controllare quindi la funzionalità del muretto lato laguna che ha ceduto durante l'ultima alluvione e tutte le infiltrazioni che ci sono, oltre che al muretto appunto dove la gente del posto chiedono delle garanzie, chiedono che venga fatta la giusta manutenzione dopo 20 anni dalla costruzione di questa riva. Il muretto lato laguna verrà portato circa centimetri più alto e poi si interverrà per il ripristino della cosiddetta diga soffolta che, spiega Scarpa, una diga subacquea che sta a circa 500 metri parallela alla costa del mare Adriatico davanti all'isola di Pellestrina. Questo appunto per spiegare la funzionalità. Quella diga serve a infrangere, a riparare l'isola dal mare Adriatico e dopo 20 anni appunto servono le manutenzioni, perché in questo caso la diga ha un po' ceduto e quindi è giusto fare una manutenzione. La cultura del Veneto in un portale accessibile a chiunque è stato presentato oggi all'M9 di Mestre alla presenza del governatore Zaia. Milioni di dati che vogliono raccogliere tutte le ricchezze che ci sono nel nostro territorio da un punto di vista artistico, culturale, di eventi e di iniziative. Sarà per i cittadini, per chi voglia fruire di questo patrimonio, uno strumento molto utile e importante per scoprire delle novità, per scoprire delle particolarità, per conoscere le nostre eccellenze e per avere anche degli itinerari di visitazione culturale della nostra regione. La cultura e le bellezze del Veneto a portata di click grazie al nuovo portale della regione, culturaveneto.it. Uno strumento telematico innovativo che mette in rete e promuove tutte le risorse, i dati e i servizi disponibili in ambito culturale riguardanti il territorio. Se parliamo solo delle oltre 3.000 ville venete censite all'interno appunto di questo portale, potete pensare a quei 70 milioni di turisti, ma anche i nostri veneti oggettivamente che sono nella gita fuori porta del sabato e domenica possono entrare, accedere, capire la storia, i percorsi e quindi avere conoscenza. Questo è un elemento assolutamente imprescindibile, quindi cultura ma anche conoscenza, ma anche promozione appunto in un territorio che vive attraverso il litorale, l'entroterra, le città d'arte, i laghi e le montagne, appunto in ogni angolo ci si giri è una bellezza. Scorrendo dal nuovo portale si trova in rete un patrimonio di 270 musei, 12.000 eventi artistici annui, 51.258 manoscritti, oltre 72.000 manoscritti musicali. È un lavoro che è il frutto di più di 30 anni di attività che l'amministrazione regionale ha avviato, realizzato e portato avanti in una strettissima collaborazione con le istituzioni pubbliche e private del territorio. Quindi è il risultato di veramente un percorso corale di un sistema veneto della cultura. È prevista anche l'app, già in avanzata fase prototipale, con la stessa filosofia di integrazione delle risorse e dei servizi. Vi ricordo questa sera l'appuntamento con 20:10 in studio Roberto Grigoletto del Partito Democratico e Riccardo Barbisan della Lega. Con l'edizione veneziana ci fermiamo qui, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Bentrovati al meteo. Una bassa pressione causerà una certa instabilità sul territorio. Insomma, il weekend sarà all'insegna di un tempo incerto. La situazione di sabato 25 gennaio. Sul Veneto cielo molto nuvoloso o coperto dappertutto con qualche precipitazione a carattere sparso, sia pure di debole intensità e di breve durata. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime tra 5 e 9 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia con nubi ovunque e con qualche occasionale pioggia.
Temperature minime fino a 7 gradi, massime tra 8 e 12 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, cielo coperto, ma qui in genere senza precipitazioni associate. Temperature minime intorno allo 0, massime tra 6 e 8 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.